Buongiorno e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio. Sono Mimmo Magnetta e sono qui a condurre come al solito la trasmissione Spazio Più, che da più di 25 anni viene trasmessa da questo palazzo, da questa radio che ha cambiato tante volte il nome. Noi invece siamo sempre lo Spazio Più, siamo sempre inevitabilmente Spazio Più in trasmissione come il co-conduttore storico di questa trasmissione, Federico Lo Sparacazzate, che ci sta allietando con questa legna. Che canzone, che ninna è? Sì, buongiorno a tutti carissimi, sono in collegamento da Teheran. Sono l'inviato di Radio Libertà Teheran. A parte scherzi, sono in collegamento con Teams in una località abbastanza vicina a Teheran, sicuramente più vicina a Teheran rispetto al bunker di Radio Libertà di via Carlo Bellerio 41. Visto che sono in collegamento da Teheran e qua tutti si vantano, io ho vinto il microfono, io quello, io quell'altro, vorrei ringraziare chi rende possibile tutto questo, perché c'è gente che sgobba in regia, si fa in quattro e manco viene ringraziato, me lo ricordo, ed è la nostra mitica Natalia. Un bacione, un abbraccio e un enorme grazie per tutto, anche se non abbiamo vinto solo microfoni neri. Comunque ti voglio ringraziare. Mica poco, un microfono nero mica da poco, mica... Io guarda, se vuoi, io ho fatto la collezione ormai, non riesco più a sedermi. Vabbè, io oltre al microfono nero ho pure vinto qualcos'altro. Sicuramente insomma, ci cacceranno per le decine e decine di battaglie che io ho condotto, soprattutto su strada, in piazza, in attività sindacali, ma poi anche soprattutto a livello radiofonico. Mi hanno conferito anche ben altri premi. Io in vita mia non ho mai vinto niente, ho perso tutto, ma hanno bocciato pure gli esami del sangue, quindi è una cosa che non a caso sono l'inviato a Teheran. Stiamo aspettando infatti il zero positivo. Sì, sono no, manco zero negativo, no, positivo, sì. Stiamo aspettando la fine della civiltà che ha promesso Donald Trump. Che lui appunto dice, fra una settimana termina, finisce tutto. No, 48 ore. Senti, ma io avevo fatto questo ultimatum 48 ore che o Radio Libertà chiude o vi rada al suolo con la mia super bomba intelligente. Quindi vedete voi che dovete fare, o chiudete e liberate lo stretto di Ormuz, di Bellerius. O qua vi faccio tutto, vi faccio le corna a tutto, il microfono, vi faccio vedere io il microfono d'oro. Capite? Ed è così, insomma. Con gli altoparlanti noi continueremo, perché quando a noi ci hanno tolto la voce, il microfono io ho usato i megafoni, che c'è Antonino Danna che ci ascolta. Io a mia volta ascolto Antonino Danna, perché lui, soprattutto quando mi sono rotto la caviglia e sono costretto a casa, sono diventato un accanito seguace di Radio Libertà. Caro Nino Danna, tu hai presentato tutte le trasmissioni, tutti i conduttori tranne noi, ma manco a io quei due mi stanno sui cabasisi, per non dire che ti stanno sul microfono di un altro colore, giustamente, tanto ormai volgarità per volgarità. Io mi sento moralmente offeso da questa svista, caro Antonino. Perciò se vuoi puoi anche tranquillamente chiamarci allo 02 92 94 72 22. Anche perché i soldi sotto al bidet te li sei presi da anni che te li prendi i soldi sotto le mazzette sotto al bidet che abbiamo messo. Ti poteva aprire dei ristoranti di carne con le bistecche, come ha fatto qualche sottosegretario, e non uno, una decina come minimo. Invece manco un ristorante è stato capace di aprirti. Vabbè, lasciamo stare, va. 0292947222, ripeto 0292947222 per intervenire in diretta, e invece 340 670 9659, ripeto 340 670 9659 per chi vuole, perché è più timidoso e vuole inviare un WhatsApp che leggerà Mimmo, perché io giustamente da Teheran non riesco, no, vorrei poterli leggere. La regia mi fa segno, ovviamente me lo comunica dal microfono, me lo comunica con sembra il microfono, finiamo alla fine, mi comunica in qualche maniera che c'è un messaggino, e io cercherò di farlo capire a Mimmo, perché anche se sono a Teheran a 5.000 chilometri da
Milano, comunque devo svegliare io Mimmo. Sono solo 5.000 chilometri, pensavo Non lo fossero so. di più. No, in verità è meno, dovrebbero essere 3.600 chilometri. Guarda che Teheran è qua dietro un attimo. Cioè, per dire, se Trump lancia, non so, un'atomica su no, lì, quello le lo radiazioni ci arrivano anche da quello noi. no, però se tu prendi la macchina e sei in direzione Foggia, poi Foggia fai Bari, a Bari esci e prendi la 16, la statale 16, Brindisi, Lecce e poi arrivi a Santa Maria di Leuca. Là prendi il traghetto, mezz'ora sei a Teheran, un attimo, cioè non è che devi andare chissà C'è dove. della serie che la guerra è proprio qua dietro l'angolo, insomma, che dobbiamo stare attenti. No, però che Teheran sia molto più vicino di quello che pensiamo, quello sì. E sicuramente è molto più vicino che gli Stati Uniti, perché appunto gli Stati Uniti sono un tantinello più lontano. Posso dire una cosa, Mimmo? So che non dovevamo parlare di questo, però io ho un amico americano, un grande amico, che lui la vede diversamente. Lui è un repubblicano, è un super fan di Donald Trump, e tra l'altro dice che loro sono convinti che a breve gli Stati Uniti vinceranno la guerra, però mi ha detto una cosa seria. Gli Stati Uniti cioè l'Iran è il peggior nemico degli Stati Uniti. Hanno sequestrato il famoso sequestro dell'ambasciata americana a Teheran e l'86% degli americani voleva spazzare via il regime, finché non è arrivato Donald Trump. E lui dice come fino a ieri che c'erano Obama, Biden, tutti gli altri presidenti, era il sogno di ogni americano fare il culo quadrato agli ayatollah, insomma fare il regime change in Iran. Ora in America c'è gente addirittura che dice che in Iran si sta bene, che è un regime che è amato dalla gente. Insomma, io non è che faccio tifo per uno o per l'altro, anzi sono contrario a tutte le guerre, però vi posso dire una cosa, un regime che uccide 45.000 persone, che sono per la maggior parte giovani che protestano, per le loro condizioni economiche, perché non c'è prospettiva, sinceramente mi lascia un po' interdetto. Questo io non giustifico, secondo me la guerra non doveva cominciare, però mi fa strano che, insomma, la solita sinistra, i soliti soggettoni, intellettualoni, fenomeni di turno che fino a ieri facevano proclami, si sperticavano le donne, donna, vita, libertà, libertà di qua, libertà di là, cambia l'aria e all'improvviso si dimentica, addirittura hanno la faccia come il culo, come diceva un grande esponente del Partito Democratico, alla segreteria del partito, Giachetti, che per me è un mito. Ragazzi, comunque questi hanno le mani sporche di sangue, 45.000 giovani sparati in mezzo alla strada come se fossero le mosche. Ecco, solo quello, penso che sia da là che nasce tutto. Poi che ci siano interessi dietro e sotto è ovvio, però quei 45.000 giovani iraniani che sono decisamente simili a noi, sono indoeuropei culturalmente, l'Iran è un popolo vicinissimo all'Europa, non a caso i persiani contro i greci, cioè la storia ci unisce con questo popolo qua, insomma 45.000 giovani non ci sono più. A me è una cosa che mi fa specie, sarò scemo io, però mi fa specie. Ho sentito anch'io un amico appunto americano che mi ha detto che poi non è vero tutto quello che la sinistra qua ci racconta, che praticamente ci sta una sollevazione nei confronti di Trump, che ci sono ben 8 milioni di americani che non condividono quello che dice Trump, anzi lo hanno dimostrato più volte scendendo in piazza. Sì, da manifestazioni finanziate da Soros, tanto perché c'è sempre lui in mezzo. A quelli che appunto in pratica ti pagano il biglietto e ti offrono anche il panino da McDonald's a gratis. Un po' come c'è qualcuno qua. Quelle big mega cheeseburger, di Burger King con le Coca-Cola, quelle buone. Un po' come c'era qualcuno qua. E poi anche macaroni cheese, perché quello è dell'americano vero, in America magna macaroni cheese. Cioè, io mi sono incrociato qua con qualcuno che pur di essere rieletto per più e più volte nella confederazione in cui fa il padrone da tanto tempo, in pratica pagava il viaggio e pure la pizza a chi appunto veniva qua, ma anche dalla parte, dall'estremo sud, insomma, dall'estremo nord dell'Italia, veniva qua a Milano e lo rieleggevano. Ma penso che siano tanti casi, proprio il modo di gestire il potere qua in Italia, che così evidentemente stanno copiando. Cioè, noi eravamo il paese più odiato del mondo, ora tutto il mondo ci copia. E noi non sappiamo più che cavolo inventarci. Fammi finire il ragionamento, ma riusciamo ad accavallarci anche quando stiamo tutti da una parte. Ovviamente non sono a Teheran, sono in un luogo in Italia non meglio specificato. Purtroppo non sono a Teheran, o per fortuna, visto le bombe. Comunque appunto questo mio amico americano mi ha detto che invece Trump lo osannano, anzi gli vogliono tutti quanti bene, lo filano tutti quanti, perché in pratica è la prima volta che forse in 50 anni ci togliamo dai coglioni l'Iran, no? Sì,
Sì. E per cui io dico una cosa, ma perché se io accendo la televisione, vado su tutti i vari canali, da partire dalla terza rete alla 7, Non parli di Radio 24. che tutti quanti appunto ce l'hanno appunto con Trump, ce l'hanno appunto con la Meloni, perché la Meloni ha appoggiato Trump, Sì. e Poi quando c'era praticamente ci Bush, fanno apparire la cosa come se appunto gli americani fossero tutti quanti contrari. sì. Poi quando Questo c'era mio Bush a amico bombardare l'Iraq, invece le bombe erano intelligenti. Quando si bombardava Belgrado era una cosa sacrosanta e ma perché giusta. quelle bombe di Belgrado, quelle le ha mandate da Lema, insomma, cioè quella è per No. No, comunque voglio dire che se c'era Conte al governo con la signora Schlein, uno dei due, perché dicono che Elly Schlein non può fare la premier, però ha paura che Conte quello diventa lui. Cioè, questa è l'Italia, ragazzi, diventa lui premier. Allora è partita tutta la macchina del fango per far fuori la Meloni e fare un governo tecnico, così governano tutti insieme e possono rubare tutti. Comunque a me Trump non sta simpatico, quello che sta facendo non mi piace, no? Sì, però non è tutto come però sembra, appunto, è solo quello, il problema è che dire. appunto in Italia ci dicono certe cose, invece in America ne dicono altre. Cioè che è possibile che la stampa, la televisione, i cosiddetti media non debbano appunto dire le cose come stanno, cioè dare una descrizione di quello che sono i fatti come accadono in maniera veritiera. Cioè ci mettono tutti quanti sull'abito ideologico, comunque quello che è lo stigma politico, no? Su quello che accade. Noi siamo gli unici pirla, fammelo dire, insomma, che appunto attraverso che non c'è informazione, noi lo accusiamo sempre che è prostituzione intellettuale, come diceva un grandissimo allenatore dell'Inter, Giuseppe Mourinho. Qua in Italia l'informazione è prostituzione intellettuale. Comunque volevo dire il vero scoop della cosa. Questo amico americano mi ha detto: guarda, Trump non è scemo, anche se volevo non far sembrare, ha un sacco di advisor, un sacco di consiglieri, e lui sa benissimo che la Costituzione gli dice che lui può attaccare, cioè può fare un'operazione militare, però non deve superare i 90 giorni, perché dopo i 90 giorni ha bisogno dell'autorizzazione del Congresso, cioè delle Camere americane, che non gliela daranno mai. Quindi il vero scoop è che entro il 26 maggio dovrebbe finire tutto, perché sono 90 giorni dal 28 febbraio. Perché Trump non può fare come fanno qua in Italia, che pigliano, per dire, fanno decadere i termini, poi aspettano una settimana e poi ricominciano da capo. No, ce lo chiede in Europa. Noi in Italia invece ce lo chiede, oppure c'è Giuseppe Conte, che ormai il Conte è sfigato, perché la Conte famosa in Italia è un'altra ultimamente. Sì, ecco, sì. No, uno dicono che c'è una ragazza della ciociaria che si chiama Conte che ha avuto una scappatella col ministro dell'interno, così dicono, e che appariva in tutte le TV. Ha capito? Era un viso fotogenico, televisivo. Così. Vabbè, però questo lasciamolo. Affrontiamo un argomento problematico alla volta. Questo governo non agisce con il favore delle tenebre. Anche se convoco il Consiglio dei Ministri sempre alle 18:30 e faccio la diretta sul mio Facebook. Questo no, voglio ricordarvi chi era l'uomo che ci ha sequestrato per 3 anni in casa, no? Perché si sono dimenticati tutti. Questo era Giuseppe Conte, io me lo ricordo ancora. Lui, Speranza, suo amichetto, quello che hanno mangiato insieme, e gli sprechi che hanno creato e tutte le schifezze che hanno combinato con il Covid. Giuseppe Conte era il famoso Giuseppe? Sì, che era amico di Donald Trump, tra l'altro ha incontrato il suo commissario, e quella è l'iscienza of Facebook, che ha detto con Giuseppe sì, come no. Ha incontrato il tuo e me non, ecco. Amiche torinese. Non lo so, però mi viene così. E vabbè. Allora questa è quell'idea che noi ci siamo fatti appunto su questa situazione che sta accadendo in Iran, a 2 passi proprio da noi, perché in effetti è un attimo, cioè dall'Iran a da mi piace che mi ha zittito, non sai più che dire ora. No, volevo andare a trattare l'argomento di Sigonella, però poi mi è cascato l'occhio qua sulla pagina del Fatto Quotidiano, e io quando vedo Brunetta, Barre e Moquette subito E leggi cosa ha fatto? No, volevo fare una premessa. Io Brunetta l'ho incontrato nel 2017. L'abbiamo incontrato sul palco che avevamo organizzato nella manifestazione degli ambulanti italiani contro la direttiva europea a Bolkestein. E Brunetta appunto ha esordito con: io sono un figlio di ambulanti, perché mio padre aveva... E poi ci fu un urlo: Brunetta, alzate!
perché pensavano che fosse seduto. E lui appunto molto elegantemente gli mandò a fanculo. Comunque appunto io ragazzi, a me cioè, questa è fascia protetta, ma questa è la politica in Italia, noi ve la riportiamo e questa è la gente che cioè, questa l'abbiamo vissuta di un organo costituzionale di primaria importanza. Questo il CNEL è previsto nella Costituzione. Quella che abbiamo salvato con il no, quella che gli italiani hanno salvato con un no, perché la Costituzione va protetta. E con anch'io questo governo, questo referendum non agisce col favore delle tenebre. E comunque appunto vi dicevo, ho fatto questa premessa di Brunetta che assieme a altri 14 politici dall'estrema destra all'estrema sinistra sono saliti su quel palco e hanno arringato i quasi 10.000 ambulanti che occupavano Piazza della Repubblica, anzi Piazza Esedra, perché per me quella rimane Piazza Esedra, anche se l'hanno ribattezzata Piazza della Repubblica. E praticamente Brunetta se ne uscì fuori con questa battuta: io sono figlio di ambulanti. Dopo di lui, dopo che parlarono tutti e 14 i rappresentanti delle varie associazioni, ho esordito io. Io, prima ancora che essere figlio di ambulante, sono un figlio di mignotta. Io esordì così in questo comizio, no? Pure io, Mimmo! E praticamente dico a tutti quei politici che sono saliti su questo palco, fra questi appunto c'era appunto anche Brunetta, che all'epoca mi pare fosse ministro. No, era opposizione. C'era il governo tecnico, uno dei tanti governi tecnici che si sono susseguiti. Io me ne uscì così dicendo: io prima ancora che essere figlio di ambulanti sono un figlio di mignotta. Perciò se tutti i politici che si sono avvicendati in questo comizio poi non mantengono quello che appunto ci hanno promesso, saranno cavoli loro, perché li vado a cercare uno per uno. Oggi, dopo che appunto noi abbiamo aperto la trasmissione parlando di questi fatti, non ho potuto far cadere, non sono riuscito a non far cadere il mio occhio su questo articolo del Fatto Quotidiano di oggi. Brunetta, barre e moquette, infornata di spese al CNEL. Allora, Renato Brunetta era quello che appunto avrebbe dovuto consentire agli ambulanti italiani di sopravvivere a quella che era la direttiva europea che non ci spettava, no? E praticamente questo appunto ha detto che avrebbe fatto di tutto per farci tornare a vivere tranquillamente. Questo non accade, perché come già abbiamo avuto modo di spiegarlo nella trasmissione passata, dove ho avuto ospite Giancarlo Nardozzi, il presidente nazionale del GOIA, che era fra una delle organizzazioni sindacali che avevano maggiormente contribuito appunto a quella manifestazione. Questo non accade perché appunto gli ambulanti hanno avuto il rinnovo delle loro concessioni solamente a Torino, no? Nelle altre città, nelle altre regioni italiane invece questo non accade, perciò di fatto tutti i 140, all'epoca eravamo in 180.000, adesso siamo diventati 140.000. Questi 140.000 italiani, tolte le diverse migliaia di ambulanti di Torino che hanno avuto il titolo rinnovato, praticamente di fatto sono diventati abusivi, perché io e un altro sindacalista di Milano con cui mi sono parecchio dato da fare, anche assieme ad altri, per il rinnovo delle concessioni qua a Milano, eravamo riusciti a ottenere dal Comune di Milano, e c'era ancora Beppe Sala come sindaco, il rinnovo di queste concessioni, però poi morale della favola, a causa di vari ricorsi al TAR che avevano presentato altre organizzazioni sindacali, il Comune di Milano ha bloccato il rilascio delle concessioni in autotutela, perciò di fatto i 7.500 ambulanti milanesi che oggi occupano i 95 mercati settimanali sono precari. No, sono abusivi di fatto. Abusivo! Abusivo! Non hanno nulla da invidiare, per esempio, ai cittadini che arrivano dall'altra parte del mondo, gli extracomunitari che arrivano qua e si ritrovano appunto ambulanti di fatto, perché sono abusivi. Anche Bangladesh è abusivo. Sì, anche loro. Ho messo a prendere cipolla. E comunque appunto, prendi cipolla 3 euro. Sto Renato Brunetta appunto ha dato il via a un sacco di spese. Quello che mi ha colpito di più proprio per... Scusa, Mimmo, sai leggere, leggi, no? Sì, ma è troppo lungo l'articolo. Voglio se solamente no, leggere... devo vedere la mail. No, voglio leggere solo un pezzo. Nei documenti per le manifestazioni di interesse si legge che il fabbisogno è di circa 70 pasti giornalieri, più altri 20 per potenziali utenti esterni giornalieri. Questo al CNEL, al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che dovrebbero, pensate un po', difendere i lavoratori, soprattutto quelli precari,
e Brunetta aveva promesso che avrebbe proposto una riforma al governo per la contrattazione, ossia ci sono un sacco di lavoratori disgraziati che a causa di sindacati che non esistono, o che non fanno il loro dovere, che non hanno una tessera, oppure un sindacato su 5 firma, e esistono contratti in Italia da 4,50 €, 5 euro all'ora. Molti di questi tra l'altro li ha firmati la CGIL, pensate un po'. Ed è una porcata che si sono in Italia. Brunetta aveva preso l'impegno insieme al governo, e qua tiriamo l'orecchio al governo, di sconfiggere il lavoro povero, quantomeno combatterlo, facendo una legge per la rappresentanza, ossia che non può bastare un sindacato che non ha iscritti, oppure un sindacato su 5 a firmare un contratto, ma ci vuole una maggioranza degli iscritti almeno del comparto, e che non ci possono essere 1500 contratti diversi, perché non esiste da nessuna parte al mondo. C'è il contratto nazionale e si applica il contratto nazionale al lavoratore del comparto, perché non è possibile che in quello che è un paese che dovrebbe essere ricco c'è il lavoro che non è pagato, che tu sei povero, lavori e sei povero, e i lavoratori così in Italia sono milioni, ed è inutile far sbarcare qua gente, immigrare massicciamente, persone che vanno a fare gli schiavi di un paese, di un popolo già di schiavi. È un'enorme cagata. Ecco, c'era Fantozzi, la corazzata Potton, che è una cagata pazzesca. Il CNEL, mostruosa. Il CNEL, no, pazzesca. Il CNEL in questa maniera qua è una cagata pazzesca, e ci costa pure l'ira di Dio. Poi, allora, a sto punto, poi ci credo che un sottosegretario giustamente si vuole aprire una bisteccheria con degli amici. E almeno è sicuro di poter mangiare la bistecca ogni giorno. Uno dice, quello magna, e allora ci metto di tasca mia, così mangio anch'io. Quello è stato un investimento, che poi gli amici non sono proprio quelli giusti, è un'altra storia, un altro paio di maniche. Però dai, insomma, ogni volta stare sempre più. Io non è che se incontro uno gli chiedo il certificato penale o quello dei carichi pendenti. Però quando sei sottosegretario alla giustizia e fai tutto il fico e minacci gente a destra e a manca, compreso un amico mio che conosco che lavora qua in zona, che fa il Don Rodrigo di turno, fa il guappo, e poi cosa vai a fare? No, anche perché i mezzi ce l'hai, è un intero corpo di 34.000 uomini capitanati dal nostro Antonio Fellone, che è un uomo bellissimo, tra l'altro, con una macchina meravigliosa, un uomo dal carisma inaspettato e inusitato, che vi invitiamo a seguire il venerdì, nelle lodi che spertica al nostro paese, a questo meraviglioso corpo. Puoi fare una chiamata, visto che tu sei sottosegretario, chiama il comando di polizia penitenziaria e dice: senti, ma io ho fatto appena ora una società con un certo Caroccia, non è che c'è il casellario giudiziario, ma guardi un po' chi è questo, se è un bravo ragazzo, cosa? No, e non l'ha fatto. Poi ci sono addirittura i giornali, ci sono anche delle ministre, ci sono i giornali di sinistra, questo lo voglio dire, che invece di mettere la foto di Caroccia mettono la foto di un signore che abbiamo intervistato qua in radio, che è Tutto lo Mondo. Ecco, dovete sapere che quasi tutte le foto di Caroccia sono di un rappresentante sindacale della polizia penitenziaria, di una bravissima persona del Piemonte, che abbiamo intervistato più e più volte, che fa di cognome Tutto lo Mondo, il nome mi sfugge, che è un uomo davvero dalla fedina penale non immacolata di più, cioè è lo Stato, e l'hanno sbattuto come un mostro in prima pagina, e non era lui. Io invito questo signore qua a fare cause, perché non è possibile che la faccia di un signore, di un uomo che serve lo Stato, onesto, venga messa al posto di un altro. Cioè, io quando l'ho visto in TV, siccome è un amico, ho detto: non è possibile. Succede, errare umano, perseverare diabolico. Io sono scuro di faccia, è come se mettessero la mia faccia in TV. Ecco l'Ayatollah Khamenei, il nuovo Ayatollah Khamenei. No, io non sono l'Ayatollah Khamenei, quello nuovo, il figlio Moshtaba Khamenei. Che mo dicono che è morto quello. Non lo so, dicono che ha un solo testicolo, che è un po' che ci piacciono i maschi. Pure. Sì. Perché in Iran tu muori, però il capo degli iraniani ci piacciono i maschi. Non sto scherzando. Non è come con Leoni di Bergamo, che ne ha 3, questo ne ha uno solo. Io so io, a voi non siete ungari, ci siamo capiti. A me i maschi piacciono, a voi non possono piacere. Poi c'hanno ragione a dire che comunque questa trasmissione ogni tanto diventa omofoba. Se anche l'Iran si è ridotto così, cioè ci rendiamo conto, prima quelli erano seri, erano gente tutto di un pezzo, ora è che caspita, non c'è più serietà, non c'è più coerenza, non c'è più religione in questo mondo, e che caspita. Cioè tu vai a ammazzare la gente e poi tu sei il primo che no, non si fa così. Ma tu hai dei dati certi. Sono voci, ecco, le voci non so. Mi arriva una vocina che dicono che l'ha detto il presidente Trump. Quelli tiene una palla sola e ci piacciono pure i maschi, proprio un recchione, come direbbe lui.
Scusate, ma ormai il mondo parla così. A me dispiace, ragazzi. Cioè, una volta mi ricordo, io l'ho detto a mio cognato, stavo parlando ieri con mio padre, che mio padre è un uomo molto libero. Abbiamo una chiamata, se una chiamata poi faccio il ragionamento che ho fatto con papà. Prego, buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Marco, chiamo da Milano, buongiorno. Pensavo che fosse quello che chiama sempre da Genova, meno male che chiami da Milano, Marco. Vai. Senti, ti volevo dire una cosa riguardo al nostro sottosegretario del Mastro delle Vedove, e poi ne ho anche per il presidente Brunetta. Tu dici, ma non può chiedere se è la fedina penale. Vorrei ricordarti che a Roma tutti sanno chi era Carroccia e tutti sanno come funziona con il clan senese, visto che possiedono mezza piazza Navona e vari luoghi dove spacciano. Ma comunque questo è il risultato di una classe politica veramente indegna. E parlando di una classe politica indegna, vorrei anche ricordarti che non si era votato per abolire il cosiddetto CNEL, che non serve a mazza. No, non è vero, fammiti contraddire. Perché serve? Perché Brunetta cucca un sacco di soldi. Oh Marco, non scherziamo. Però posso dire una cosa, che è il famoso referendum Renzi che lo aboliva, gli italiani hanno votato no per difendere la Costituzione. A me questa Costituzione così bella non sembra, senza offese. Poi magari sono scemo io, però se ha tutte queste falle, tutti questi problemi, forse qualcuno l'ha scritta un po' male. Facciamo proseguire Marco, però. Prego Marco, scusa l'interruzione. No, ma io... No, ma assolutamente, ci mancherebbe, siamo qua per interagire, quindi ben venga. No, io sono assolutamente d'accordo con te sulla Costituzione più bella e più figa del mondo, che poi ha queste strutture, per cui noi oggi siamo con Brunetta, che aveva detto per farsi nominare presidente del CNEL che avrebbe svolto questa funzione gratuitamente, anche perché vi ricordo che lui percepisce più pensioni, la prima come ex docente dell'università, poi come ex ministro e anche come inclito parlamentare, quindi ha un cumulo di pensioni e oggi piglia 240.000 euro all'anno, che non sono poi... Se l'era anche aumentata, Marco, se l'era anche aumentata e poi dopo ha dovuto... Esatto, a 310.000 euro, va bene? Dopodiché gli italiani... come dire, non è che se la passino poi tanto bene, hanno fatto retromarcia perché temevano, capito? Perché temevano che qualcuno scendesse in piazza, per cui adesso il poverino piglia soltanto 240.000 euro all'anno più le altre pensioni. Ecco, io trovo che questa sia una struttura veramente schifosa, e parlando poi di storture nella testa di qualcuno, farci passare per fessi a me non piace, anche perché vorrei ricordare che si chiama democrazia, non è una democratura in cui qualche politicante nominato fa quello che gli pare e piace, anche perché questi sono tutti dei nominati dalle segreterie politiche. Io non posso scegliere il mio parlamentare, me lo ritrovo nominato dalle segreterie politiche. Bene, Del Mastro avrebbe fatto molto meglio a non firmare quel contrattino con una appena diciottenne, e non ci credo che non abbia chiesto chi era il papà, va bene? Questo Carroccia, di cui tutti sanno, da Roma in giù e anche in su. Ma voglio dire, questo governo purtroppo è guidato da Fratelli d'Italia, va bene? E per cui dobbiamo anche digerire, non voglio dire la merda, ma poco ci manca. Sì. E però ci siamo un pochettino stufati. Beh, Marco, gioisci perché a breve arriva il governo tecnico, cioè alla fine la macchina del fango si è messa in moto, come vedi stanno cercando ogni appiglio perché qualcuno vuole il governo tecnico, quindi sappi che a breve arriva, hanno già deciso. Mi dispiace dirlo, ma vedi, cioè... No, fermi là, vi devo interrompere perché siamo alla fine del primo tempo. E torniamo subito. Pubblicità. Sì. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale.
Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci, siamo sempre sullo Spazio Più da Radio Libertà. Ridiamo subito la parola al nostro ascoltatore Marco, se è ancora con noi. Ci sei, Marco? Sì, ci sono. Vedi, bastava seguire ieri Giletti per rendersi conto delle storture che ci sono in questo paese. E io capisco perché questo paese, nonostante qualcuno si dia le arie da grande statista, no? Per cui preferisce fuggire all'estero quando invece dovrebbe rendere conto dei suoi incliti sottosegretari di quello che fanno. Ma voglio dire, bastava rendersi conto ieri di quello che è l'Italia, che poi non ho ancora capito se questi qui fingono di essere scemi per il cosiddetto voto di scambio oppure perché sono estremamente compromessi sotto ogni punto di vista. Però francamente della mafia ne abbiamo piene le palle e quando io sento dire alla nostra Presidente del Consiglio che lei ha come faro Borsellino e anche Falcone, bene, vorrei dire che non vanno rinnegati e che soprattutto basta, siamo nel 2026, io mi sono rotto le palle di uno Stato che è tipo una narcomafia, siamo l'unico paese del mondo con 4 narcomafie e dico solo questo, siamo un paese rappresentate la polizia penitenziaria. Marco, siamo un paese di imprenditori, anche nel crimine ci sono diverse imprese che non lo possiamo sicuramente mettere noi, questo è successo già dalla seconda guerra mondiale. Lo sbarco è avvenuto in Sicilia grazie alla mafia, perciò ci sono tanti. A me viene in mente Rolanda, dove anche Rolanda purtroppo è in mano al narcotraffico. Lasciamo stare, sono troppi, ormai è la droga. Sì, ma perché, scusami un attimo, voi lo sapete meglio di me perché vi tocca frequentare le nostre patrie galere. È così perché, voglio dire, abbiamo intere regioni che ormai producono soltanto mafia, camorra, 'ndrangheta e poi Sacra Corona Unita. Voglio dire, se noi abbiamo deciso di appaltare intere regioni a quel sistema che fa comodo anche alla politica, va bene, che fa molto comodo per il voto di scambio ma non solo, e perché poi produce un PIL sommerso che rientra nelle casse di questo Stato ladro, voglio dire, però sì. Non è che ce la possono raccontare, capisci? Ma Marco, anche perché io mi ricordo di quando un certo Bossi diceva certe cose, ormai sono passati lustri e io mi vergogno di appartenere a questo Stato, anche perché io, scusami, non ho 50 anni, non ho 60 anni, per cui non è che per me vale la legge del tanto peggio, tanto meglio. Cioè siamo noi giovani che lo pigliamo in quel posto, perché siamo rappresentati indegnamente, perché qualcuno che sia di destra, che sia poi di sinistra, quando governa ci dice che va tutto bene, non va tutto bene, niente. Grazie Marco, ti devo ringraziare. Io infatti la mia amarezza maggiore qual è? Che io ai miei discendenti lascio un mondo di merda, fatemelo dire. Io quando all'età di 14 anni cominciai a fare politica avevo la presunzione di rivoluzionare, di cambiare il mondo, dato che era già un mondo dove c'era corruzione, raccomandazioni erano all'ordine del giorno, io contavo di migliorarlo. Invece ai miei figli e ai miei nipoti io lascio un mondo di merda e la cosa appunto a me mi fa impazzire. Però questo è, se non siamo noi capaci di rialzarci in piedi e di cominciare anche a incazzarci. Ma questo fa comodo al sistema, ma questo è quello che vuole l'Europa, più Europa qua, più Europa di là. Ecco cos'è più Europa. Ragazzi, l'Olanda è in mano ai narcotrafficanti, arriva tutto a Rotterdam.
ma devo farvi disegnini. Rotterdam è in mano alle mafie, c'è anche la mafia marocchina, la famosa mocromafia, arrivano bastimenti carichi di cocaina a Rotterdam. Io mi sono indignato del fatto della mafia nigeriana. Leggevo qualche giorno fa dei morti cristiani che ci sono in Nigeria, cioè in Nigeria praticamente c'è un morto cristiano ogni 45 minuti, ci sono stati 125.000 morti cristiani, e noi ancora qua gli facciamo fare pure i mafiosi nigeriani. Sì. Ancora. E poi c'erano con Trump che le ha bombardato, quello ha detto ma ci mandi 2 missiloni, ma 2 supposti a chi così si imbarcano a fare tutti i mafiosi. Capito? D'altronde Trump ha preso e invaso il Venezuela, no? Perché col fentanyl gli dava fastidio. Patria, socialismo, muerte. E Maduro non è più Maduro tanto, si è mollato. Ecco. No, però faceva tutto no, però ti posso dire, sempre questo mio amico americano ha detto che Maduro andava sempre in TV nei social, vieni qua Maduro, vieni qua Trump, come on, vieni, facciamolo. Poi Trump ci è andato, ma io scherzavo, non è che solo che però il Venezuela era una cosa, in effetti l'Iran è un'altra, non lo so, perché è un paese che ha 90 milioni, 90 90 milioni sono a Barletta, mi sono così, 90 milioni che stanno al governo da 50 anni. No, 90 milioni, c'è tanta gente che... Però gli americani sono convinti che sono là, insomma, non si sa chi avrà ragione. Però l'importante, io l'ho già detto una volta e sono stato castigato, è che Trump non pensi di fare il frocio col culo nostro, capito? Perché cioè, se lui fa scoppiare i casini da una parte all'altra, poi dopo dice continuate voi, sì, ma è vergognosa la viltà dell'Europa, perché l'Europa pretende di essere difesa dagli americani, non vuole investire in difesa, e questo è vero, ci sono 90.000 soldati americani. Se io dopo che l'Europa ha fatto la porcata di far diventare poveri, vuole far morire appunto di fame 140.000 persone, erano 180.000, non sono diventati 140.000, ma l'Unione Europea ha tentato di far morire tante categorie di lavoratori. Ha fatto morire anche un paese di 10 milioni di abitanti che si chiama Grecia. Io veramente dall'Europa non mi aspetto niente appunto, di che. No, però Trump da quel punto di vista ha ragione. Lui dice il petrolio di Hormuz arriva quasi tutto a voi in Europa, allora venite voi, avete gli interessi fatti, perché devo farlo io? Cioè, io non riesco a dargli torto, in effetti i problemi ci sono e non è tu che per tirchieria o risparmio puoi appaltare il tuo sedere a qualcun altro, ma non perché è che così è però stato fatto. Trump in quella maniera cerca di colpire anche la Cina, che poi il problema è questo, Sì, pare ovvio. che tanto del petrolio del gas iraniano vada là. Sì. Trump hai rotto le palle, però come all'epoca i giapponesi arrivarono a Pearl Harbor, se poi però la Cina ti dà fastidio vai a Pechino, insomma. Sì. Ma vacci direttamente. No, però c'è il Qatar, l'Iraq, cioè i paesi del Golfo, compresa l'Arabia Saudita, passano da Hormuz, che a me sembra la terra di mezzo, Frodo, bellissimo. Dobbiamo passare da Hormuz, Frodo. E l'anello, ho dimenticato l'anello a casa. Cioè, è una cosa meravigliosa, tutti questi. Passiamo dallo stretto di Hormuz, infatti accucciati perché è stretto Hormuz. Cioè, ha proprio un nome, se uno se ci pensa qua uno ride, però sono tutti questi nomi da bello. E poi c'è lo stretto di Al Bel Mandeb, che uno ce ne sta un altro di stretto là vicino. No, quello è El Kebab, quello è lo stretto di Zio Kebab che ancora non ci passa. Poi c'è Suez, cioè, tutti questi nomi meravigliosi, esotici, che uno dice... C'era anche quell'altro a Panama, che era successo un casino pure a Panama. Beh, comunque volevo dire, tornando in Europa, dei narcostati, c'è una nazione che si chiama Spagna, da dove transitano tonnellate di droga, soprattutto di fumo, che arriva in Italia molto facilmente, perché l'Unione Europea non vuole controllare la frontiera. Quindi chi è che ci guadagna? I criminali. Sapete che i criminali la politica se la comprano. Io vorrei che fosse solo in Italia il problema, caro Marco, ma non è così. È tutta l'Europa in preda al narcotraffico. È troppo tardi. Siamo diventati forse una delle prime aree per il consumo di droghe. Siamo inondati di droga. Marco che vive a Milano lo vede molto meglio di chi vive fuori, ma anche la provincia è inondata di qualsiasi cosa, dalla cocaina alla marijuana alle droghe sintetiche, e non c'è la volontà di fermarlo, questa è la verità. Non c'è la volontà di fermare tutto ragazzi questo. e ragazze, torniamo alla tradizione. Io due giorni fa io sono andato in Veneto, ieri sono ritornato dal Veneto, ho visto queste distese di filari da dove appunto verrà fuori il prosecco. Torniamo alla tradizione. Basta le droghe, basta col fumo, basta con le cocaine, le eroine, torniamo al vino, torniamo al prosecco.
Cioè noi abbiamo tante eccellenze. Oh, l'ha detto Gesù di bene, no? È Ragazzi, apposta. fate bravi cristiani. Quello è il primo sapete qual è il primo miracolo di Gesù? No, quale ha dato la voce? No, ha trasformato l'acqua in vino, babbei. C'è un motivo se è risorto. Oh. No. Quello ha detto dobbiamo bere, facciamo festa. A tal proposito dobbiamo ricordare la Pasqua dei cristiani ortodossi, giusto? E dei copti, sì, che arriverà dopo, una settimana dopo all'incirca. Lo sappiamo perché abbiamo tante comunità, ecco, bello Sì, questo sì. cristianesimo orientale, anche di egiziani cristiani. C'è il nostro amico Maroon, il famoso Maroon, il panettiere di Cologno, tra sì. l'altro, il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, è un vero e proprio artigiano della farina, non quella colombiana, la farina vera, ragazzi, perché qua la farina, no, ti va a mangiare 2 o 3 pizzette e ti arricrei, come si dice in alcune zone. Lui fa 55 giorni di digiuno senza carne, pesce, solo latte, verdure, solo verdure, solo prodotti della terra, no? Sì. Allora basta con queste droghe qua, e poi alle droghe tradizionali si sono aggiunte anche quelle sintetiche che sono pure peggio. Tutte altre, il fentanyl che la Cina fa arrivare negli Stati Uniti, è tutto andare tramite il Messico, cioè porcherie su porcherie, e come idioti il sistema ce le distribuisce, perché non ditemi che avviene tutto lo scuro, non è così. Volevo dire l'ultima cosa, ho visto l'intervista di Salih Berisha, l'ex primo ministro albanese, che ha detto guardate che l'Albania è il Messico d'Europa, un vero narcostato. Ci sono alcune zone dell'Albania dove Edi Rama, il partito socialista di Edi Rama, che è un amico di Giorgia Meloni, questo ha detto, si vogliono bene, si abbracciano a tutto andare, riceve più voti di quanti sono gli abitanti. In Albania c'è qualcosa che non va, sappiatelo. E cosa fanno i narcotrafficanti? Fanno la stessa cosa che hanno fatto a Milano: appena hanno i soldi costruiscono palazzi a manetta. E se voi vedete Tirana sembra una piccola Milano. E chi se li compra? I milanesi che a Milano non possono più comprare niente, perché a Milano, se Tirana aveva l'umare, gli aveva una piccola Milano, così dicono non a Tirana. Una piccola no, a volte scherzi. Il problema è che tanti italiani stanno andando a costruire, e tanti italiani stanno anche andando a comprare, perché ormai qua, per esempio a Milano, non puoi comprare più niente. Per esempio i grattacieli, quello che mi fa male, Lambro. l''ndrangheta a Milano se la comanda, ecco che diceva Marco, no, le regioni abbiamo appaltato Milano all''ndrangheta, fanno tutto, ma cosa pensate? Da dove arrivano sti soldi, cari amici all'ascolto? Ma pensate che alla mafia e all''ndrangheta a Milano non ci sono? Ma vi devo dire io gli indirizzi e tutto? Sì che ci sono, è troppo tardi, sono dappertutto e non comandano solo a sud. Qua a Torino, a Milano, in Emilia Romagna sono ben installati, hanno rapporti con tutti. E sono ben accetti ovunque, perché quando vai con i soldi ti aprono le porte. In Germania non ne parliamo, che in pratica ci sono più che legalizzati, ti aprono le porte dappertutto, e questa è storia, anzi è realtà di ogni giorno. Poi non vorrei che esco dalla porta e mi arriva un colpo, perché anche ormai così funziona, ragazzi. Quello che succede, insomma, non vi crede che noi qua a Milano siamo avulsi dalle cose, perché siamo al centro del mondo, e vi garantisco che con i soldi può fare di tutto, da bellissime colate di cemento fino a operazioni finanziarie molto interessanti. È tanto tempo che noi lo diciamo, comunque lo diciamo sia dallo Spazio Più del martedì, e sia anche dallo Spazio Più in collaborazione oggi col SINAPPE. Anni addietro abbiamo fatto in collaborazione col SIULP, perché prima della polizia penitenziaria abbiamo fatto appunto con la polizia di Stato, prima ancora con la polizia locale. Insomma, noi ci siamo rivolti un po' a tanti settori, noi da sempre lo diciamo. Noi siamo sempre stati dalla parte della legalità, non abbiamo mai avuto peli sulla lingua, governi amici come qualche sindacato o come alcune televisioni o media, che in Italia pullulano questi media, no, di governo, media paraculi. Ovviamente il governo, quando è di un altro colore, soprattutto se è tecnico, come vuole qualche famiglia di Arcore, no? Perché stanno facendo di tutto e di più per fare il governo tecnico, e secondo voi perché lo vogliono? Perché ve lo devono mettere in quel posto, cari amici. A me dispiace essere volgare, ma il motivo è questo: perché quando ve lo mettono a voi in quel posto, il microfono nero in questo caso, ecco, loro ci guadagnano. Loro si sono usano la vasellina, no, a secco, tanto ormai. Poi in Italia la gente scende in piazza solo per il calcio, ecco, ma la nazionale che gioca, che fa schifo, danno la colpa a Bastoni, a Gattuso, è uno schifo totale il calcio italiano. Però insomma, di questo si parla in Italia, no? A meno fosse un bel calcio, è diventato davvero uno sport orrendo, dove facciamo figure di M, dove la Bosnia
questo meraviglioso paese balcanico ci ha fatto il culo a strisce, ecco, cioè dove l'attività principale è rame. Ecco, questo è accaduto, cari amici a casa, no? Almeno, capito, visto che protestiamo sul calcio, dovremmo avere il calcio più bello del mondo. Non è vero. In Bosnia lo fanno meglio, tutto, evidentemente. Bosnia do it better. I bosniaci lo fanno meglio. E lo fanno meglio anche con il calcio, tanto è vero che siamo fuori dal mondiale. Quindi bravi babbei. A forza di pensare alle stronzate, ne siete rimasti sotto. E ora siamo qua a remare in mezzo alla cacca. E ripeto, questa è in la una situazione. situazione molto precaria. Ci hanno tolto perché tutto, pure il calcio. Eppure OnlyFans vi toglieranno, porcelli. OnlyFans e basta, YouPorn no. Pure. Ah, no. ora qualcuno si sta svegliando e giustamente si è accorto che tutti sti social fanno male e vogliono togliere agli under 15. Solo che anche in Francia, dove li hanno tolti, non serve una beata minchia, perché comunque trovi sempre la scappatoia per andarci. Quindi è tutta una presa per i fondelli. Cioè noi viviamo. Mi ricordo che c'era un gruppo, lo diciamo, di estrema destra che fece un album, i Z0 Alpha, erano La dittatura del sorriso. Ecco, è tutta un'enorme presa per i... Ci siamo capiti cosa. È la verità, cari amici. Siamo sorridenti, facciamo finta che va tutto bene, ce la raccontiamo e ce la suoniamo tra di voi, si parla di emerite, stronzate. Nel frattempo ci hanno tolto tutto. E badate bene, perché noi comunque a questa nostra trasmissione diamo questo filo così un po' scherzoso, anche perché appunto noi lo facciamo perché abbiamo talmente tanta rabbia in corpo che è un modo proprio anche per scaricarci e non esplodere. Però noi appunto facciamo queste trasmissioni in questo tono, ma noi siamo seriamente convinti di quello che diciamo e siamo anche seriamente determinati ad opporci a questo stato di Solo che cose. mi sembra che siamo sempre noi due, Mimmo, o noi tre con la nostra bellissima Natale. Che ci puoi mettere anche Marco, che Marco ogni volta chiama, sì. Non solo Marco, c'è pure quell'altro Francesco da a Genova, parole siamo tutti d'accordo. Con la risetta che io pensavo che chiamasse da Vicenza, milanese, invece dall'Alto Milanese. Qua siamo tutti d'accordo, però poi alla fine parlare, telefonare qua non basta più. Chiamare o scrivere, chiamare alle radio, ai giornali o scrivere ai direttori dei giornali e delle radio non basta più. Qua dobbiamo, visto che poi appunto non abbiamo nemmeno più le rappresentanze sindacali che ci portano in piazza, no? Perché appunto siamo rimasti noi. Siamo rimasti noi soli. La CGIL è ritornata a parlare di qualcosa adesso, ma in funzione antigovernativa, ma prima a difesa dei lavoratori. Non hanno fatto una beata minchia. Niente, no. Cioè, per dire, noi il venerdì abbiamo la trasmissione appunto con gli agenti della polizia penitenziaria. La CGIL della polizia penitenziaria ha perso la rappresentanza, si è estinta. Perciò dico, allora qua se vogliamo appunto sopravvivere, anzi se vogliamo tornare a vivere, perché a me di sopravvivere mi sono un po' rotto le palle. A malapena sopravviviamo. Se vogliamo tornare a vivere dobbiamo ritornare padroni del nostro destino. Mi sembra tutta una serie di partiti irlandesi, perché noi soli e lo Sinn Féin, i soldati del destino e Fine Gael. Ecco, siamo arrivati all'indipendenza irlandese, almeno a livello di vocaboli gaelici. Speriamo, l'Irlanda l'indipendenza l'ha ottenuta, anche se poi si è legata all'Unione Europea, forse con la padella alla brace. Qua c'è da riconquistare la nostra libertà, la nostra indipendenza, e finché non ci toglieranno tutto non lo capiremo. Io appartengo a un genere umano che appunto si è dato un'indicazione. Evidentemente il nostro è un destino, il combattere è un destino. Noi lo ripetiamo da tanti anni, appunto siamo nati per combattere, torniamo a combattere, insomma. Chi può nelle aule del Parlamento, chi di Palazzo Madama, chi nelle varie piazze, nelle organizzazioni sindacali. Sì, ovviamente non inneggiamo la lotta armata, perché sennò arriva la Guardia di Finanza e ci fanno fare una brutta fine. Anche perché c'è chi può, come qualcuno di estrema sinistra che lo fa, e insomma c'ha le armi, fanno anche i video, che a me fa ridere che vanno a arrestare i ragazzini. Sappiate che se andate su internet ci sono tutti i video come fabbricare una bomba, come costruire un fucile con la stampante, e quella è libertà. Ragazzi, sappiate che purtroppo ci sono queste cose, Anche, cioè, a me fa anche ridere,
perché se vuoi evitare tutto questo, oltre a fare la legge che vieta i coltelli, fai la legge anche che vieta di pubblicare video come fare un esplosivo o come costruire un'arma. Correva l'anno 1900 Ambarabà, era il 1900 Ambarabà 2. E io praticamente frequentavo la libreria Utopia che stava in via Moscova a Milano, e veniva ed era messo in vendita un manuale ciclostilato a firma di Francesco Marone, che era un magistrato di Soccorso Rosso, in cui appunto aveva stilato questo puscoletto, il manuale di difesa militante. Ragazzi, quando ci sono i magistrati che scrivono queste cose, che dobbiamo fare? Qua chiudiamo baracche, in cui venivano spiegate tutte le modalità per difendersi in caso di fermo, in caso d'arresto. Dal governo dei fasci. Capito? Perciò, così si fa. Bisogna insegnare evidentemente ai giovani a difendersi. La difesa appunto la fai o rincoglionendoli con... No, poi c'è l'esplosione di violenza, non girano i coltelli, si accoltellano tra di loro, insomma è tutto un dramma, ragazzi, tutto un gatto che si morde la coda. E poi oserei dire, qua lo dico, tutto questo arriva dopo 3 anni di cattività. Se tu prendi i giovani e li tieni chiusi in casa per 3 anni, cosa ti aspetti? Quando... Cioè, vi sembra normale chiudere dei ragazzi in casa 3 anni? Se li costringi a vaccinarsi c'è un aumento dell'autismo che fa paura. O di malattie cardiache, ma non si può dire, perché sono multinazionali che si comprano la medicina, si comprano politici, si comprano quasi istituzioni europee e guadagnano un botto di soldi. Non sappiamo nemmeno cosa la von der Leyen cosa si è scritta con il capo della Pfizer, il signor Burla, con degli SMS che sono stati criptati. E questa qua che è il governo dell'Europa, ecco, uno parla male di Brunetta, caro Marco, in Europa c'è chi fa di peggio, questa qua sembra che insomma ci ha guadagnato pure qualcosa, e noi non sappiamo nemmeno i termini degli accordi economici tra la Pfizer e l'Unione Europea che ha acquistato i vaccini del Covid, e questi sono tutti soldi nostri, come direbbe Totò, e io pago, abbiamo pagato per essere uccisi. Caro Federico, lo sparacazzate dello Spazio Più del martedì pomeriggio, ti do a te l'onore di chiudere, perché così lasciamo tempo alla nostra regista per proseguire tutte le varie trasmissioni. Io penso che di questo passo vinceremo le manette d'oro, perché quelle di pelo rosa le hanno già consumate tutte. Basta che sono d'oro massiccio, che non sia oro di Polonia. Che cavolo, mo. Una volta tanto guadagnare qualcosa. Ecco, la cosa bella è che quando non sei pagato da nessuno, sei libero e puoi dire quello che vuoi, anche di schierarti, anche di dire... Ma noi non diciamo quello che vogliamo, noi diciamo il giusto e il vero. Assolutamente. E questa è una radio libera, e questo è il bello. Noi non ci paga nessuno, siamo senza peli sulla lingua, non abbiamo governi o partiti amici, e questo ci rende orgogliosi. Quindi una mano al cuore, un altro portafoglio, una al portafoglio, radiolibertà.net, non è .org, è .net, non ci vuole nemmeno lo speed, potete farlo anche a 12 anni, una bella donazione, ci aiutate ad andare avanti, non per me mimo, ma perché è molto meglio di noi, perché è un giornalista professionista e fa la differenza in questa radio, tanto più per la nostra regista, perché i registi vanno pagati e si fanno il mazzo tanto per mandare avanti questa radio. Grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà, ci troviamo venerdì, chi in presenza, chi collegato dall'estero, per mandare avanti e dire insomma le cose da un'altra prospettiva, non quella della prostituzione intellettuale, ma quella insomma forse un po' più vera, un po' più popolana e popolare. Buona serata a tutti!